Terramara questa volta quella sicola per il Locri, beffato quando stava per archiviare la giornata numero 10. Festeggia invece in anticipo il suo compleanno Orazio Alessio Asero, il classe 2000 che al 93esimo ha tolto al Locri quello che già sembrava un misero punto. Dopo una gara blanda, giocata sul neutro di Giarre, fatta di sprechi tra le poche emozioni, il Paternò la spunta a pacchetto pieno sul Locri. I siciliani provano sin dall'inizio, in realtà, a gestire il gioco per limitare l'iniziativa locrese. Impressiona però più Raucci da calcio piazzato che il resto dell'offensiva. Dall'altra parte Mancini riconferma Zaric sulla destra, che al 12esimo infila una palla lunga per Parrotta, e dà fiducia a Furina, che al 15esimo scarta l'ultimo uomo. Entrambi trovano K in pronta uscita. Così succede anche al 33esimo su conclusione lunga e insidiosa di Dodaro, cui replica Pagano qualche minuto dopo. Al 43esimo invece è Cervillera, in realtà l'uomo partita del Paternò, a rifinire con un tiro al volo un'azione decisa con discesa sul fondo e cross in aria come prima soluzione. Il Paternò si rivede ad inizio ripresa con Cervillera ancora una volta ed ancora autorevole nella manovra personale. Al 45esimo del secondo tempo, quindi al termine della gara, invece Asero inizia l'arrembaggio del Paternò. Prima sguscia pericolosamente in aria, partendo dal settore di destra e convergendo palla al piede, ma lo stoppa Mbaye. Poi il gol che decide la partita arriva al terzo dei 4 minuti di recupero su palla servita proprio ad Asero dal secondo calcio d'angolo consecutivo.